Brindisi e strette di mano nel quartier generale di Roberto Campagna. In tanti si sono ritrovati per festeggiare la sua vittoria per la corsa alla poltrona di primo cittadino. Con la sua lista Cordignano Viva per il centrodestra, Campagna è passato con il 60,37% dei voti. Il sindaco uscente Alessandro Biz si è fermato invece al 15,17%. Ad essere superato nelle percentuali anche l'imprenditore Luca De Re con Insieme per Cordignano, che ha ottenuto il 24,46%. Contento? Molto, davvero. Se l'aspettava? Ma un risultato così no, però insomma un bel risultato me lo aspettavo perché abbiamo lavorato tanto, i consiglieri si sono dati da fare, sentivamo la fiducia della gente, quindi sicuramente è un risultato che ci gratifica anche del lavoro svolto. Campagna, ex primo cittadino e fino ad oggi assessore al bilancio e allo sport nell'amministrazione Biz, ha le idee chiare sulle cose da fare a Cordignano. Le prime cose che farà da sindaco? Allora, noi abbiamo presentato un programma molto ampio, ce ne sono diverse da fare, ma possiamo anche andare per ordine. Avevamo messo al centro la famiglia e sicuramente inizieremo per quanto riguarda questo punto. Dopodiché il territorio del comune è molto fragile, quindi una massima attenzione per la sicurezza idraulica, inizieremo ad applicare pian piano il piano delle acque. Poi abbiamo anche tra i nostri programmi la palestra e questa chiaramente sarà finanziata quando riusciremo ad avere i fondi europei, e soprattutto una cosa che potremo iniziare da subito, la ristrutturazione del teatro, perché abbiamo avuto il contributo dei fondi comuni di confine, fondo che da tanti anni sto seguendo e finalmente sto vedendo anche dei risultati molto soddisfacenti.